Stava dando una mano a tagliare i rami nella zona boschiva in prossimità del capanno da caccia, nella frazione di Torreselle di Isola Vicentina, quando secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto rimanendo travolto da una piattaforma mobile per cause al vaglio delle forze dell'ordine che dalla mattinata sono impegnate ad eseguire i rilievi sul posto. Dinamica tutta da accertare. Sullo scenario dell'emergenza accorsa tempestivamente la squadra di soccorso del SUEM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri, Spisal, vigili del fuoco per cercare di ricostruire il tragico incidente in cui ha perso la vita il 67enne Renato Chilese. È un'immensa tragedia questa. Mm, Tra l'altro conoscevo molto bene Renato e abbiamo avuto modo di conoscerlo anche di più durante la scorsa alluvione, quindi oggi insomma ci stringiamo attorno ai familiari. Adesso ci sono tutte le autorità di competenza che stanno capendo cosa è successo e quindi dobbiamo attendere di capire cosa veramente sia successo. Tragedia che ha colpito tutta la comunità che si stringe attorno alla famiglia. È un amico da tanto tempo e poi abbiamo avuto modo di conoscerlo durante l'alluvione dello scorso maggio. Lui è stato una delle 600 famiglie colpite